140 anni fa, cioè i nostri nonni, Gavivesto è la terza guerra di aggressione italiana alla nostra terra. 1866, quello che gli italiani da parte sua chiamano la terza guerra di indipendenza, è stata la terza volta che gli eserciti italiani sono venuti qua nella nostra terra a aggredirne e a portare a guerra. Come che tutti sanno, il 1866 è finito come il 1859, come il 1848, cioè quelle vergognose sconfitte dell'esercito italiano a Custozza e a Lissa. A Custozza gli italiani che aveva presentato la dichiarazione di guerra e doveva, la dichiarazione scadeva 2 giorni dopo, e doveva aspettare che scadesse i termini, ha attaccato giorni prima credendo di trovare gli austriaci impreparati e ha ciappà una egnada a Custossa che c'è ancora che scampa. Uno dei reggimenti che ha battuto gli italiani era formato a Veneti, i quali si è battuto con tale impeto, con tale coraggio contro gli italiani, proprio perché si ricordava i nostri nonni quello che gli italiani aveva fatto nel regno delle 2 Sicilie, brusando villaggi, mettendo in croce, proprio sulle croce di Sant'Andrea, i contadini che noi voleva, tutto documentato, fusilando la gente e portando via i resti dell'esercito siciliano e napoletano nelle Alpi con le divise estive a morire di fame e di freddo nella fortezza di Fenestrella, tutti i napoletani che si rifiutavano di giurare al nuovo re che nessuno li conosceva. Bene, i veneti di questo se la ricordà. E a Custozza tutti i veneti arruolati nei reggimenti austriaci si è battuto con un impeto incredibile, tanto che moltissime medaglie d'oro al valor militare assegnai ai veneti per quella battaglia contro gli italiani. Dopodiché tutti sapete che Vittorio Emanuele si vergognava di questa sconfitta e ha pretendesto che i suoi ammiragli, che sono stato maggiore, avesse una vittoria a tutti i costi, e ora gli ha detto: per terra non siamo buoni, vediamo cosa che famo per mar. E si andai a muovere a flotta. A flotta si è mosso, si andò contro la flotta che si chiamava Austro-Veneta. I marineri erano tutti veneti, cioè veneziani, dalmati, istriani. Il comandante ammiraglio Tegetov aveva studiato a Venezia al collegio navale Morosini, per cui dava tutti gli ordini in veneto, tutti parlava veneto. A Lissa si scontra con la flotta navale italiana, naturalmente, diria quasi ovviamente, i vinse, e un veneto, Vianello, mi pare che si chiamasse Bepi, detto El Graton, che era il nocchiero della nave ammiraglia della flotta austro-veneta dove era imbarcato Tegetov, e aveva l'ordine di buttarsi contro la nave ammiraglia italiana comandata da Persano, e Ugo ha messo il timone contro la nave italiana, la nave ammiraglia, e il Gesenda addosso, la affondata, e a Graton de Peestrina, che è stata la medaglia d'oro al valor militare, naturalmente è morto per le ferite riportate. E anche a Lissa i signori italiani gacciapana una isione e una batosta. Tegetov scrive all'imperatore d'Austria: uomini di ferro, i veneti, imbarcati sulle sue navi, imbarcati su navi di legno,
hanno sconfitto uomini di legno, cioè burattini, imbarcati su navi di ferro, perché le navi italiane erano superiori come stazza, come armamento, come numero, ma non come forza d'animo. E gli austroveneti, la flotta austroveneta, gabatuò gli italiani a Lissa. Nonostante queste due sconfitte vergognose, gli italiani invadono la nostra terra dal Po e dal Ticino perché gli austriaci si aveva ritirato, perché i prussiani che aveva vinto a Sadova minacciava Vienna e quindi era necessario che l'esercito austriaco che era nel Veneto andasse a presidiare la capitale. E gli italiani avanza perché non trova più niente, non trova più nessuno che difenda la nostra terra. Le truppe italiane invece arrivano a Venezia il 16, 17 e 18 di ottobre 1866, gli austriaci abbandonano Venezia, entrano il giorno successivo gli italiani e il giorno 19, 2 giorni prima, il plebiscito si tiene il 21 e il 22 di ottobre, 2 giorni prima, 20, il 21, prima che la nostra terra venisse organizzato il plebiscito, in una stanza dell'Albergo Europa, senza nessuna pubblicità, senza nessuna formalità, il commissario francese Leboeuf firma la cessione del Veneto all'Italia. Nessuno che mai capito perché. Su sto libro che ho trovato